presentato il progetto di pubblicazione del breviario Tergestino Aquileiese, che sarà riprodotto dall'editore Serra Tarantola grazie alla tecnica della stampa anastatica, dall'unica copia esistente depositata presso l'archivio capitolare della diocesi di Trieste. Si tratta di un progetto su una pubblicazione di particolare pregio presentato dall'arcivescovo Crepaldi alla diocesi e alla città. È un autentico capolavoro, inspiegabilmente poco conosciuto, per cui insomma la decisione anche per gli avvenimenti che ci aspettano, l'arrivo del Papa ad Aquileia e la settimana liturgica nazionale ci hanno consentito di farlo conoscere al meglio. Sarà il dono che i vescovi del Triveneto daranno al Pontefice? Sì, questo è l'intendimento. Si preparerà un cofanetto con una copia tutta speciale di questo reperto di grande valore storico e culturale. Ecco, Sua Eccellenza, qual è la particolarità di questo capolavoro? La particolarità è che lì abbiamo la testimonianza viva e concreta di quella che era la tradizione liturgica della grande chiesa di Aquileia, che sappiamo è terminata, ma sappiamo anche che questa chiesa è stata la madre di tutte le chiese qui chiamiamole del nord-est. Vista la visita adesso del Papa che partirà proprio da Aquileia, è estremamente significativo questo dono. Direi tutto tu se tien, dicono i nostri amici francesi, e mai come in questa circostanza, la visita del Papa, la pubblicazione del breviario, Aquileia. Direi, io spero che tutto concorra ad aumentare la fede nelle nostre terre. L'importanza di questo breviario è che è uno degli unici due breviarium secundum consuetudinem aquilegensem ac tergestinam ecclesiam presenti a Trieste. L'altro è presso la biblioteca civica. Il nostro, quello del capitolo, è forse il meno conosciuto, forse anche per la riservatezza usata nel passato del capitolo cattedrale, era un po' geloso. Il nostro si distingue da quello della civica soprattutto per la presenza di diverse miniature molto raffinate. Ecco. E quindi questa edizione facsimilare permette anche di studiarlo sotto l'aspetto della miniatura iconografico, e quindi è un'operazione culturale di un certo rilievo. Professore, questo codice ha anche un valore storico eccezionale. Certamente, perché attesta un'organizzazione di preghiera che segue la liturgia aquileiese durata fino al 1596, quando il patriarca Barbaro nel concilio provinciale di Udine l'ha soppressa per adeguarsi al rito romano. E mi occupo della descrizione del codice capitolare oggetto della riproduzione facsimilare, per cui il mio compito è anche quello di confrontarlo con il quasi coevo codice manoscritto conservato nella Biblioteca Civica Attilio Ortis di Trieste. Si tratta di un lavoro fondamentalmente tecnico, perché si basa proprio sull'analisi sulla descrizione esterna e la descrizione interna del codice nelle sue varie componenti. È soprattutto un lavoro strumentale a chi un domani dovesse voler studiare questi codici, confrontandoli anche dal punto di vista paleografico, poiché le scritture sono fondamentalmente delle littere gotiche rotunde, che sono scritture poi applicate e utilizzate più e più volte nello scorrere del tempo. Da questa analisi emerge
realizzazione nel corso della prima metà del XV secolo dei due codici ed è possibile poi ricostruire tutte le partizioni interne sia del proprium de tempore, cioè del tempo ordinario della liturgia della Chiesa aquileiese secondo appunto la tradizione tergestina, e sia del Salterio e delle Passioni dei Santi.